Buongiorno a tutti, io rappresento AFIS, lavoro nella filiale di Rapallo, il responsabile dello showroom, e vi presento il nostro allestimento per la Design Week. Si compone di 2 container su 2 livelli diversi e sono a tema genovese, quindi qui abbiamo lo stand Bajajkov, qui abbiamo appunto lo stand Brunzin, e qui appunto abbiamo lo stand invece Boccadasse. Abbiamo appunto realizzato questi elementi espositivi con delle piastrelle, con degli elementi quali lavabi, rubinetti, tutto in stile diciamo ambientato secondo queste tematiche. Abbiamo appunto dei nostri fornitori che ci hanno gentilmente fornito questi espositori. Qui ad esempio abbiamo un elemento parquet a cassettoni, abbiamo una piastrella che può rappresentare comunque una pietra molto rustica, un elemento cementina e un insieme di rubinetteria e lavandino. Andiamo al piano di sopra. Questo è lo stand a tema, la mood board a tema San Lorenzo, quindi la piazza in cui ci troviamo. Maemunti, che rappresenta quindi Genova, e Caruggi. Anche qui abbiamo appunto dei temi espositivi che si legano poi a queste zone, diciamo, a questi temi esposti. Quindi una cementina esagonale. Abbiamo una piastrella che può rappresentare comunque un effetto gessato, un bellissimo marmo nero e degli elementi decorativi, nonché una bellissima carta d'apparati vinilica con inserti dorati. Quella che state vedendo è una piastrella dipinta a freddo, una piastrella 60-120 che assomiglia realmente a un dipinto, a un quadro, ma in realtà è una ceramica. Buonasera, sono Carlotta Clerici di AFIS e siamo qui alla Design Week a presentare la nostra azienda. AFIS è un'azienda che nasce nel secondo dopoguerra a Brescia e vende fornitura per materiali idraulici e sanitari. Negli anni si è specializzata anche nell'arredo bagno, nei pavimenti e dei rivestimenti e nel 2021 è arrivata qui in Liguria e ci troviamo a Genova con 2 punti vendita, uno in via Spataro e uno in Corso Europa. Faccio spiegare alla mia collega Selena come mai siamo qui alla Design Week e come è nato il progetto di questi container. Eccomi, Selena Bonci, referente di questo progetto Design Week che AFIS mi ha permesso alla quale AFIS mi ha permesso di accedere. Siamo qui perché siamo entusiasti di proporci al pubblico genovese come ingegnerizzatori del design, quindi l'azienda ha fatto passi da gigante passando per tutte le fasi evolutive legate al settore ed oggi siamo orgogliosi di proporre non solo lo showroom ma le nostre capacità, la nostra professione di designer, o meglio più che di designer, di ingegnerizzatori del designer. Seguiamo il mood del design in movimento in Genova ed eccoci qua con le nostre proposte. E il nostro sponsor che ha creduto veramente nel progetto, che è AFIS, che è qua presente. Chiamo Carlotta Clerici sul palco perché hanno voluto comunque proprio premiare 3 progetti
tra quelli che chiaramente selezionati dalla giuria sulla selezione, diciamo anche che era ben più ampia di questa, perché veramente i progetti sono stati, abbiamo chiesto praticamente a ogni giurato di definirne 10 che poi sono stati quindi intrecciati per arrivare alla classifica finale, quindi i progetti selezionati erano ovviamente di più di quelli che abbiamo visto, e loro hanno scelto 3 progetti che in qualche modo erano più coerenti con la loro attività e con la loro azienda. Quindi lascio la parola a Carlotta per la presentazione dei premi e se volete accomodarvi. Grazie. In ordine dal terzo. Beh, intanto grazie. Come diceva Laura, abbiamo premiato 3 progetti che rientrano un po' nel nostro mondo. Noi ci occupiamo di arredo bagno e di arredi in generale, e i 3 progetti vincitori riceveranno un buono da spendere all'interno dei nostri punti vendita e, cosa molto più importante, verranno ospitati all'interno delle nostre showroom. Tutti e 3 verranno presentati qui a Genova, nel punto vendita di Via Spataro, mentre il primo classificato, che vi dirò a breve, lo sposteremo nei punti vendita principali del nostro gruppo, che è in tutto il nord Italia. Quindi partirei dal terzo classificato, che sono le ragazze di Fragment. Grazie a voi. Grazie, bravissima. Al secondo posto invece abbiamo scelto il progetto Cupido di Andrea Arzuolo e Pietro Luca e Silvia Dell'Orco. Complimenti, grazie a voi. E invece al primo posto Terra di Francesco Pio Carpentiere. Ciao, complimenti, grazie. Complimenti. Beh, ringrazio tutti e anche ovviamente la Dide Design Week per averci dato questa bellissima possibilità. Ah, giusto, ho dimenticato una parte importante del premio. Siccome il nostro gruppo possiede una fondazione di arte contemporanea, vi organizzeremo una gita a Brescia per farvela visitare appena potrete tutti, ovviamente. Grazie a voi. Ringrazio di nuovo tutti e niente, speriamo che la prossima edizione sia ancora più forte, siate ancora più presenti voi, perché in voi crediamo moltissimo. Grazie.